Di Verona in diretta grazie ad Avelia HD. Serie B femminile, Chievo Verona Women Vicenza. Un cordiale saluto da Pierluca Loporto e Giovanni Sorbello. Diamo lettura veloce delle formazioni. Il Chievo si schiera con il solito 4-3-3 con Galloni in porta, Mele, Tunoia, Salorni e Pecchini in difesa, Salimbeni, Prost e Tardini a centrocampo, Peretti e Boni a supporto di Gelmetti. Il Vicenza si schiera con una difesa a 3 con Bianchi in porta, Menon, Sossella, Missiaggia in difesa, La Rocca, Maddalena, Piovani, Ferrati e Castrati, Yeboah e Basso in attacco. Tutto pronto, vedete le formazioni schierate, il Chievo che attacca da sinistra verso destra con la solita divisa, la classica divisa giallo-blu con i colori sociali della città. Il Vicenza anch'essa con la solita maglia bianco-rossa. L'arbitro sta dando le ultime direttive alla terna arbitrale, arbitro Matteo Frosi della sezione di Treviglio. Mancano pochi secondi all'inizio del match. Ricordiamo match della 24esima giornata di campionato di Serie B, ne mancano solo 3, compreso quello che andremo a vivere oggi in diretta sulla pagina ufficiale del Chievo Verona Women e su YouTube per chi volesse, su Avelia HD. Comincia proprio in questo istante Chievo Verona Women Vicenza, subito con le padrone di casa che si portano in avanti con lo scambio fra Gelmetti e Boni. Palla però riconquistata dal Vicenza che spazza lungo. C'è curiosità soprattutto sullo schieramento, anche sullo schieramento ospite, soprattutto sulla posizione di Donna Castrati, che è probabilmente la giocatrice di maggior qualità della formazione ospite. Castrati che tocca il suo primo pallone proprio in questo momento sulla sinistra, vedete, prova ad accentrarsi, cerca uno scambio con la compagna, fa buona guardia però Prost che sporca il pallone, allontana Salaorni. Palla per Valentina Boni, a spazio davanti a sé Tardini che come al solito cerca una delle sue proverbiali incursioni. Qui prova a ragionare la numero 25, Boni non trova Gelmetti, ha un'altra occasione però Tardini. Ancora Boni sulla tre quarti, prova ad inventare verso Peretti, capisce tutto però la difesa del Vicenza. Subito nel vivo di questo match in cui entrambe le formazioni, possiamo dire Giovanni, cercheranno con ogni probabilità la vittoria. Sì, attenzione mentre qui c'è un fallo su Salimbeni, probabilmente che non fischiato. Comunque sì, Pier, la vittoria è fondamentale per tutte e due le squadre. Il Chievo vincendo si metterebbe in una posizione, possiamo dire, abbastanza tranquilla, perché poi basterebbe fare 3 punti probabilmente contro Roma. Che non è facile, ricordiamo. Che non è facile contro Roma o Pontedera, fermo restando che l'Orobica non dovrebbe vincere, anche se ha una partita abbastanza che complicata. Il Vicenza invece oggi deve solo vincere, perché non vincendo oggi la sua situazione sarebbe, possiamo dire, abbastanza che disperata. Sì, perché ricordiamo il Vicenza è terzultimo in classifica con 27 punti, 3 lunghezze in meno rispetto al Chievo, che dopo tanti mesi si è finalmente tirato via dalla posizione calda della classifica. Ricordiamo in Serie B retrocedono le ultime 4, quindi possiamo dire che con una vittoria oggi il Chievo si metterebbe in una posizione se non decisiva ma comunque molto tranquilla per l'obiettivo salvezza, se non che per il fatto che si renderebbe inarrivabile per le ospiti. Anche perché, Pier, oggi potrebbe essere una giornata importante, perché l'Orobica gioca col Pomigliano, che comunque è già promosso, però è una partita complicata perché è sempre che la capolista. La Roma invece gioca contro la Lazio nel derby cittadino, quindi hanno sfide Intanto ti interrompo perché c'è Peretti sulla fascia destra che prova a saltare l'uomo, c'è Gelmetti in mezzo, ancora una finta di Peretti che sceglie il suggerimento corto verso Valentina Boni, il sinistro di Valentina Boni di pochissimo alto. Buona questa azione quando siamo al terzo minuto, davvero un'ottima azione sulla corsia di destra, ricamata da Rachele Peretti e conclusa da Valentina Boni, che ha cercato una soluzione di potenza al limite dell'area, fuori veramente di poco, sopra la traversa. Quindi
subito pericoloso il Chievo, che ha un altro recupero alto sul rinvio di Bianchi. Questa volta Valentina Boni sulla sinistra, alimenta l'azione dietro verso Chiaramele, lo scambio con Tardini, appoggia per Prost, che è una delle due novità rispetto all'11 che ha battuto il Perugia. Subito dentro infatti Eleonora Prost e Martina Gelmetti, che ricordiamo ha deciso al 95esimo, una sfida davvero importantissima per il Chievo, soprattutto perché quei 2 punti in più gli permettono di guardare con più fiducia alle ultime 3 partite, alle ultime 3 finali, potremmo dire, da qui alla fine della stagione. Dicevo, Eleonora Prost ha ripreso il suo posto in mezzo al campo davanti alla difesa, ne ha fatto le spese in questo caso Bertolotti, invece è spostata nel ruolo di mezzala Lucrezia Salimbeni, mentre Martina Gelmetti ha preso il posto di Stefania Dalla Giacomo, che oggi purtroppo non è nella distinta, poiché ha subito un colpo alla caviglia a Perugia. Qui intanto ancora in avanti il Chievo con Pecchini che evita un'avversaria, suggerimento forse troppo corto per Salimbeni, recupera il Vicenza, qui però rimedia Tunoaia, che riesce non solo a fermare l'azione avversaria ma anche a recuperare palla. Sarà rimessa giallo-blu. Sì, Pier, comunque già il Chievo ha creato la prima occasione al terzo minuto, poteva essere il vantaggio, però diciamo che l'approccio alla partita è stato ottimo. Di solito forse i primi minuti sono quelli che il Chievo un pochettino patisce, perché molto spesso ha subito gol proprio nei primi minuti. Possiamo pensare contro il Brescia, possiamo pensare anche contro Helorobica, anche contro il Tavagnacco, contro il Como. No, contro il Tavagnacco no, forse, Pier. Sì, diciamo che spesso è andata in svantaggio soprattutto nei primi minuti. Qui invece l'approccio è stato sicuramente dei migliori, fra i migliori visti qui allo stadio Olivieri, quantomeno per quanto riguarda le partite in casa. Qui Salimbeni evita l'avversaria, forse toccata anche duramente, fa proseguire l'arbitro per il vantaggio. Qui rischia di fare un autogol, però alla fine riesce a servire il proprio portiere Bianchi, quindi nulla di fatto dell'azione giallo-blu. E comunque è una squadra che nei primi 5, quasi 6 minuti che sono passati da questo inizio di match ha giocato quasi interamente, quasi sempre nella metà campo avversaria. Il copione della gara, attenzione a te. Okay. Il copione della gara sembra questo, Giovanni. Sì, sembra questo. Giro palla del Chievo, il Vicenza prova a ripartire, un po' come fu nella sfida dell'andata, se ti ricordi, che finì praticamente 2-2. Il Chievo faceva gioco, andò in vantaggio di 2-0, alla fine con 2 contropiedi venne ripresa dal Vicenza. Sì, una sfida sicuramente spettacolare, con quella che hai ricordato tu, il Vicenza che all'andata è riuscito a rimontare 2 gol al Chievo, che era passato in vantaggio, un doppio vantaggio anzi, con la doppietta di Dalla Giacomo, a cui ha risposto Edona Castrati, anche lei autrice di una doppietta. Però è rimasto da quella partita tanto amaro in bocca, perché il Chievo avrebbe potuto anche siglare il terzo o quarto gol addirittura già nella prima frazione, ma nel calcio si sa non è mai finita, e quindi 2-0 recuperato, 2-2 sicuramente sono 2 punti che mancano importanti a questo punto della stagione. Però come abbiamo detto nulla è perduto, perché il Chievo con un risultato positivo oggi potrebbe comunque guardare le ultime 2 partite con più serenità. 2 punti qua e i 3 di Pontedera, Pier, sarebbero stati 5 punti in più che avrebbero portato il Chievo a 35 in una posizione, possiamo dire, tranquilla. Però comunque questo finale di stagione ci sta dando anche per questo forse ancora più emozioni, se possibile. Qui Pecchini, sovrapposizione di Peretti, lo scambio ancora, prova un cross basso, allontana però la difesa del Vicenza. Qui Salaorni anticipa Yeboah, Peretti tornava dal fuorigioco al pallone Peretti, di nulla di fatto. Siamo ancora al 0-0 allo stadio Aldo Olivieri di Verona, fra Chievo Verona Women e Vicenza Calcio Femminile. Qui andrà al rilancio lungo probabilmente Bianchi, infatti nessuna delle sue compagne è andata vicino per assicurare l'appoggio. Duello di testa quindi vinto da Pecchini. Prost prova a mettere ordine dietro verso Tunoaia, il lancio verso Gelmetti che viene incontro, prova a prolungare verso Mele, ci riesce.
Qui la palla probabilmente era già uscita, quindi rimessa laterale per il Vicenza. Tra l'altro oggi Pier, dobbiamo dire che Mister Hardito è tornato al 4-3-1-2 probabilmente. Anzi, Mister Salgarollo, Enrico perché Salgarollo in panchina, allenatore in seconda del Chievo, ricordiamolo, lo vediamo, forse riuscite a vederlo anche voi da casa in camicia e cravattino. Qui Pecchini recupera un buon pallone, evita l'avversario, grande Pecchini ancora di esterno, prova a innescare Peretti. Buona comunque l'iniziativa della numero 13 gialloblu. Come dicevi Giovanni, ha riportato Valentina Boni nel ruolo di trequartista. sì, messa probabilmente più avanti che a creare gioco, e dobbiamo dire che c'è il ritorno di Martina Gelmetti che dal primo Qui minuto rischia Prost col retropassaggio, riesce però a rinviare ed evitare il pericolo Galloni. Sì, stavo dicendo che c'è Martina Gelmetti di nuovo avanti. Il gol col pallonetto nell'ultima partita è stato strepitoso, Pier. Un gol che può valere un gol che può valere una stagione. Sì, davvero bellissimo il gol di Martina Gelmetti, soprattutto per l'importanza, per il momento in cui è arrivato, perché sembrava una di quelle partite stregate in cui il pallone non ne voleva sapere di entrare all'interno della rete dopo tante occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo un po' opaco da parte del Chievo, che però ha fatto la partita per tutti e 90 i minuti contro l'ultimo in classifica. Poi al 95esimo ci ha pensato Martina Gelmetti con uno splendido tocco sotto che abbiamo anche riproposto sulle pagine ufficiali del Chievo. L'importante era vincere, Pier, come alla fine è un qualcosa in più. Certo, certo. Quello che è importante è anche la dimostrazione, l'ennesima dimostrazione della freddezza di un attaccante di razza, diciamo così. Sì, ma Martina anche perché Gelmetti. se uno si va a vedere il gol nota il movimento proprio, è da prima punta, proprio in profondità subito che nello spazio. È stata brava, ricordiamo anche Francesca Salaorni nell'assist con il piede debole, perché è una mancina naturale, invece di destro è stata precisa nel servire l'attaccante ex Napoli. Intanto Bianchi va al rilancio lungo con i piedi, prolunga Sossella. Qui Yeboah non può arrivare, Yeboah che è la miglior realizzatrice del Vicenza con 12 reti, 1 su rigore, segue a 9 reti Edona Castrati, sicuramente da tenere d'occhio la numero 7 del Vicenza. Mi viene incontro Peretti, anticipata però dalla numero 5 Menon. Quando siamo arrivati, Pier, all'11° minuto. Qui sbaglia però sbaglia un pallone facile il Chievo, rimedia però la difesa, palla fra le mani di Galloni. Qui questi errori in costruzione bassa sono sempre pericolosi. Sceglie questa volta il rilancio lungo con i piedi Martina Galloni. Qui prova a approfittarne Peretti, che vede Salimbeni, non riesce a innescare il suo inserimento, ci mette il piedone Menon, viene incontro Valentina Boni, stop di petto e appoggio dietro verso Pecchini, che viene, come capita spesso, in mezzo al campo. Qui cambia tutto intelligentemente Sara Tardini, si impegna per arrivarci Chiaramele, forse il pallone è uscito. Fortunatamente era fuori, Pier, perché poteva partire in contropiede pericoloso per il Vicenza. Sì, è vero, anche se era ottima l'idea, perché vediamo, nonostante lo schieramento che comunque suggerirebbe una superiorità al centrocampo, soprattutto sulle fasce del Vicenza, vediamo che c'è spazio in entrambe le corsie, quindi devono essere bravi in questa circostanza le centrocampiste giallo-blu a cambiare gioco. Qui un altro inserimento del Vicenza, fermato però, letto benissimo da Salaorni, ancora Tardini verso Gelmetti, fa tanto movimento sul centro-sinistra. Qui vorrebbe un fallo, non è d'accordo l'arbitro, riparte il Vicenza, il lancio, c'è Chiaramele che fa buona guardia sulla numero 9 Basso, si gira basso e qui arriva il primo corner dell'incontro, primo corner anche per il Vicenza ovviamente. Quando siamo al 14° minuto, ancora 0-0 fra Chievo Verona Women e Vicenza.
in questa domenica soleggiata, preludio di una vicina estate. Abbiamo visto un clima peggiore in questa stagione al campo Olivieri. Sì, a te. Cross in mezzo di testa, la numero 4 Missiaggia, finisce però debole il pallone fra le braccia di Galloni. Parlando di tempo non molto bello, ricordiamo la gara d'andata contro il Perugia che si giocò. Attenzione, qui si fa sorprendere Salimbeni, Castrati recupera un pallone. Qui aveva atteso la palla invece di andare incontro e Castrati ne ha approfittato, può alimentare l'azione del Vicenza, sbaglia però anche la formazione vicentina, quindi ha spazio davanti a sé Tardini, prova a innescare Gelmetti, capisce tutto però Missiaggia. Abbiamo visto sempre il movimento in profondità, Pier, e di Gelmetti, proprio da punta vera. È la sua specialità, forse Peretti è più brava a venire incontro anche per struttura fisica e quindi fare da sponda, proteggere il pallone. Anche Martina Gelmetti comunque è capace di farlo, però l'inserimento sicuramente in profondità è sicuramente una delle sue armi migliori. Qui Boni ragiona verso Peretti in tre quarti, pensa un attimo il tiro, ci prova sulle spalle di una giocatrice del Vicenza. Qui recupera un ottimo pallone Sara Tardini che viene palesemente toccata, fermata fallosamente. Ci poteva anche stare il giallo forse, Pier? Sì, forse l'arbitro ha valutato un po' la direzione della corsa di Tardini, che non andava verso la porta ma andava verso l'esterno. Attenzione perché i calci piazzati possono essere fondamentali. Qui come sempre sui calci piazzati Valentina Boni pronta sul pallone, che potrebbe provare anche una soluzione direttamente verso la porta. Vediamo. Parte Valentina Boni, colpisce però la barriera, allontana la difesa del Vicenza, di testa Chiaramele. Ancora il numero 4 verso Salaorni che è rimasto in attacco, prova a proteggere questo pallone, palla che arriva nella zona di Salimbeni verso Boni, capisce tutto però Bianchi. Mentre intanto Pier, dobbiamo dire una cosa, solo l'occasione al terzo minuto, poi è una partita molto tattica, si vede che la posta in palio è elevatissima. Sì, due squadre devo dire messe bene in campo, almeno per quanto abbiamo visto in questi primi 16 minuti di gioco, che non concedono molto spazio. Qui rimette in gioco Mele. Peretti prova a dare una mano quasi sulla linea difensiva. Un po' alla cosa Dybala, Pier, per citare un giocatore moderno. Sì, qui resta a terra Peretti. Toccata dura. L'arbitro però non interrompe ancora il gioco. Adesso sì, perché il pallone è uscito. Speriamo ovviamente non sia nulla di grave per la numero 7 che, come abbiamo detto, generosa, va a dare una mano anche alla costruzione dal basso del Chievo. Probabilmente una semplice botta, Pier. Vicenza che comunque, nonostante la posizione di classifica, ha il terzo miglior attacco della Serie B con 38 reti, tra l'altro distribuite equamente, 19 in casa e 19 in trasferta, e 33 gol subiti. Però comunque avere il terzo miglior attacco da terzultimo in classifica non è un dato, una statistica del tutto usuale, però che fa capire la pericolosità, le potenzialità offensive di una squadra, della squadra che affronta oggi il Chievo. Sì, ma anche un'ottima difesa, Pier, perché comunque hanno sempre preso pochi gol. Diciamo che con questo attacco e questa difesa uno potrebbe pensare che è una squadra che è più avanti in classifica, in realtà ha solo 28 punti. Sì, perché alla fine solo Pomigliano e Lazio che saranno con ogni probabilità. Pomigliano già facciamo i complimenti perché già in Serie A intanto recupera un pallone il Vicenza, prova a mettersi col colpo, riesce ad evitare l'azione offensiva della numero 9 basso. Sì, dicevamo alla fine finirà con ogni probabilità terza per quanto riguarda le reti realizzate, dietro solamente al Pomigliano che facciamo i complimenti e ha ottenuto nella scorsa settimana la promozione in Serie A, e la Lazio che insomma
salvo sorprese sarà un'altra squadra ad andare la massima serie. Qui recupera pallone Peretti, Ha perso un tempo che di gioco, Pier. forse Poteva un darla prima a attimo in Gelmetti. ritardo la numero 7. Qui ci prova Salimbeni, sulla tre quarti Valentina Boni, evita un avversario benissimo, guarda in mezzo, il cross verso la porta che diventa un tiro deviato in calcio d'angolo da Bianchi. No, No, secondo l'arbitro ha toccato direttamente la traversa, evidentemente, perché abbiamo visto un cambio di traiettoria. Probabilmente il pallone ha toccato la parte superiore della traversa e è uscito. sì, era probabilmente un cross sbagliato, Pier. Sì, anche se era stata ottima la sua azione con cui ha gettato il pallone al di là dei difensori per sorprenderli. Qui lotta a centrocampo fra Salimbeni e la numero 16 Ferrati. Qui il suggerimento in verticale per la velocità di Yeboah. Yeboah, Salaorni a rincorrere Yeboah, che però è brava a tenere botta con la numero 17 e portarla sull'esterno del campo. Ancora lo scambio fra Ferrati e Yeboah. Il cross in mezzo, troppo lungo, prolunga Chiaramele. Sarà il secondo calcio d'angolo della gara. Qui forse poteva anche lasciarla Chiaramele, perché era sola comunque. Però un terzino lì va in sicurezza. Sì, per sicurezza, anche perché non poteva sapere chi aveva alle spalle. Il Chievo lascia avanti solo Gelmetti comunque, Pier. Il cross in mezzo, allontana Prost che si trova il pallone lì, arriva verso Gelmetti che può lottare una lotta fra numeri 18 con La Rocca. Tiene botta bene Gelmetti che poi prova a superare La Rocca. Non riesce però, grazie all'ostruzione dell'altra numero 18. Che andrà con le mani verso basso, sporca il pallone Tardini, Salaorni, pallone deviato e quindi rimessa laterale per il Chievo quando siamo al 20° minuto, ancora 0-0 fra le due formazioni venete. Ricordiamo è un derby, uno dei due derby, l'altro è stato vinto qui 4-0 contro il Cittadella, uno dei due derby regionali, nella speranza un giorno di giocare anche quello cittadino contro l'Hellas Verona. Comunque Pier, partita molto molto tattica, eh. Una sola occasione da gol, una sola in questo momento. Una sola, anche se molto ghiotta, Sì. quella di Valentina Boni. Mentre qui bravissima Qui Gelmetti. brava Gelmetti ad andare via, trattenuta, e qui arriva il giallo. il primo giallo dell'incontro per la numero 18 La Rocca. Ottimo lavoro di Martina Gelmetti, che era andata via un po' di mestiere, un po' con velocità, alla numero 18 della formazione biancorossa. E quindi calcio di punizione da più di 40 metri che però Salaorni ha intenzione di battere direttamente verso il centro dell'area. Qui respinge la difesa del Vicenza Yeboah, brava Prost a toccare e alimentare l'azione. Salimbeni sulla corsia di destra, ci mette il corpo però Castrati che la vuole proteggere, lotta con la numero 26, alla fine riesce a ottenere una rimessa dal fondo. Grande esperienza comunque. Eh sì, lo dicevamo, probabilmente la giocatrice o una fra le migliori della formazione ospite, e non solo per la doppietta che ha siglato all'andata proprio contro il Chievo. Ed ora Castrati. Qui lotta a centrocampo, alla fine si impone il Vicenza, avanza numero 16, imprecisa però Ferrati nel suggerimento in verticale, riparte ancora il Chievo dal piede mancino di Salaorni, allarga verso Pecchini. Sempre costruzione che dal basso comunque, Piere. Lancio lungo di Tunoaia, impreciso però, che sfila sulla corsia laterale. Qui un peccato per il Chievo non avere anche Dalla Giacomo, che di solito è una soluzione non solo dall'inizio ma anche proprio partita in corso, per cambiare un po', per svoltare la partita con la sua velocità, perché ha caratteristiche quasi uniche direi rispetto al parco attaccanti giallo-blu. Ci ricordiamo contro il Como, Pier. Entrò lei e buttò la palla dentro.
Sì, per spaccare la partita, perché i suoi strappi sono sempre decisivi, soprattutto quando le formazioni sono più stanche. Qui vediamo due formazioni, come dicevi tu, molto tattiche, Molto chiuse, chiuse anche, sì. e quindi ci vogliono magari altre caratteristiche. Però nel secondo tempo immaginiamo qualcosa di diverso. Qui il suggerimento verso Peretti, Gelmetti e il limite dell'area, Gelmetti! Martina Gelmetti ha segnato il Perugia al 95esimo. Adesso si ripete al 24esimo nel derby veneto contro il Vicenza, ed è ancora lei, la donna decisiva, possiamo dire, facendo tutti gli scongiuri del caso per la salvezza del Chievo, ed è ancora lei a firmare l'1-0 importantissimo per la formazione giallo-blu. Martina Gelmetti. Speriamo che sia quella che è decisiva, Pier. Comunque qui una grandissima azione, perché la palla di Boni per Gelmetti che è perfetta, scusa, per Peretti che è stata perfetta, poi Peretti ha dato un pallone calbagio per Gelmetti che freddissima da gran prima punta, doveva solo metterla dentro. Tutto nello stretto, potremmo dire. Prima Valentina Boni che è riuscita a pescare all'interno dell'area Peretti, che con altrettanta freddezza e capacità nello stretto è riuscita a trovare l'inserimento sempre puntuale di Martina Gelmetti, che lì davanti raramente sbaglia, non l'ha fatto neanche in questa occasione. Quindi 1-0 quando siamo al 25esimo minuto di gioco. Gol di Martina Gelmetti. Direi che si è rivelato, a prescindere da come andrà, dal risultato finale stagionale della squadra gialloblu, si è rivelato un ottimo acquisto quello di Martina Gelmetti, e non scontato, devo dire, perché Gelmetti ha sempre dimostrato le sue qualità, ha sempre fatto gol in ogni squadra in cui ha militato, però si portava dietro dei problemi fisici. Il Chievo comunque ha creduto in lei, l'ha aspettata, e alla fine l'investimento fatto anche a livello proprio di intenzioni ha sicuramente ripagato. Sì, dobbiamo dire che comunque Gelmetti nelle prime partite... Pecchini, scusami se ti interrompo, un'altra grande azione della numero 13 sulla corsia di destra, evita due avversari. Qui la pressione alta proprio di Gelmetti, che costringe il portiere avversario a spazzarla via e regalare una rimessa laterale. Sì, stavo dicendo, Pier, che comunque Gelmetti nelle prime partite contro Cesena e Ravenna ha fatto fatica, poi a partire che da Pomigliano si è sbloccata sia fisicamente che mentalmente. Sì, ricordiamo qui intanto uno scambio, non si capiscono Pecchini e Peretti. Ha giocato degli spezzoni di gara nelle prime uscite, anzi, dire la verità, all'inizio quando è arrivata al Chievo non figurava nella distinta perché stava ancora recuperando dall'infortunio. Poi ha giocato piano piano degli spezzoni di gara e poi si è presa nettamente la maglia di titolare, anche se nell'ultima comunque non è partita dall'inizio, però comunque la maggior parte delle gare è stata comunque importante, o dall'inizio o a gare in corso. Comunque ha dimostrato di saper fare una cosa importante, che non è un dettaglio nel calcio: gol. Sì, Pier, il gol è la cosa fondamentale. Pomigliano fece il gol del 3-1 che chiuse la gara. Contro il Perugia ha fatto un gol pesantissimo. Oggi un altro gol è pesantissimo. Possiamo dire che al momento sì, è la ragazza dai gol pesanti. Sì, anche perché ricordiamo che quando non ha segnato, ad esempio contro il Como, si è procurato il rigore e ha fatto un assist. Quindi al di là appunto delle marcature, una ragazza che sta facendo cose importanti. Qui Yeboah, attenzione, lotta con Salaorni, riesce ad intercettare però il pallone. La difesa del Chievo che riparte da Galloni, che rischia qualcosa, spazza tutto, però Prost si impegna per tenere il pallone in campo e ci riesce Salimbeni con grande determinazione e grinta, come è solita fare, che fa rimpallare anche il pallone su un avversario. Quindi rimessa laterale per il Chievo. Quando ci avviciniamo pian piano alla mezz'ora del match, ricordiamo il risultato di 1-0, gol al 25esimo minuto, proprio pochi minuti fa, di Martina Gelmetti su assist di Rachele Peretti. Con le mani va lunghissima Pecchini verso Salimbeni, esce però direttamente il pallone. Ancora Pecchini a lottare con Ferrati.
rincorrere anche generosamente Valentina Boni, raddoppiata, triplicata la giocatrice, e poi strappano il pallone con grande grinta e determinazione la squadra giallo-blu. Ancora uno scambio, Qui c'era nello fallo stretto probabilmente. Diciamo che il Chievo mi sembra tanto migliorato, soprattutto tecnicamente, nel senso che sto vedendo degli scambi, dei passaggi nello stretto. Forse Pier, l'essere più liberi mentalmente, ovvero essere in una posizione di classifica un po' più tranquilla, è servito dal punto di vista mentale, perché si trovano soluzioni anche più facilmente. Qui direttamente verso l'area Salaorni, aveva toccato di testa con un grande stacco Gelmetti. Mentre qui basso, Pier bravissimo a far salire la squadra. Qui viene innescata Ferrati, scusate, sbaglia però il controllo. Qui intanto vedo Castrati in una posizione un po' ibrida, sembra quasi da terzino sinistro. Sì, strana, una posizione strana per una giocatrice della sua qualità comunque. Sì, forse è anche una scelta tattica per limitare da quella parte, viene da pensare soprattutto Peretti, vedremo. Però Pier ti serve più avanti che la qualità. Per noi meglio così, sinceramente. Sicuramente è meglio per il Chievo. Proprio Castrati con le mani sulla palla, però Boni che scambia con Peretti, ancora movimento in profondità di Gelmetti, questa volta anticipata. Il movimento è sempre corretto, però qui Tunoaia evita un avversario anche con calma, non riesce forse a... sì, non riesce a mantenere il pallone in gioco. Ancora Tunoaia però recupera ancora una volta il pallone, e questa volta no, neanche questa volta riesce a mantenere il pallone in gioco. Però dobbiamo dire grande azione difensiva di Tunoaia, che è una delle sorprese migliori della stagione giallo-blu. Ancora Castrati con le mani, viene incontro la numero 8 Piovani, pallone ancora al limite dell'area, una serie di batti e ribatti, poi ci pensa Prost a allontanare. Sì, comunque sì, Pier Castrati sembra in fase difensiva veramente. Sì, un terzino naturale, poi magari spinge tanto, però O forse lo vuole sfruttare in fase di uscita bassa. di uscita bassa, ecco, con la sua grandissima qualità. Mele verso Gelmetti che si fa vedere sulla sinistra, la sovrapposizione di Tardini che prova a mettere il turbo, no. E qui ottimo anticipo di La Rocca. Sempre pronta Sara Tardini comunque a questi inserimenti senza palla, eh. Eh sì, la sua specialità, inizio anno ha giocato anche nel ruolo di regista, come ha ammesso anche lei, però forse si diverte un po' di più nel ruolo di mezzala. Può correre di più, è più libera, sì, sì. Meno compiti difensivi anche. Sicuramente più libera anche di far male. Anche se ha segnato solo un gol quest'anno. Ha segnato solo un gol, ma quanti pali e quante traverse, l'ultima colpita proprio contro il Perugia. Sì, possiamo dire che comunque Sara Tardini quest'anno ha un ottimo rapporto con Ilenia. A Pomigliano ancora trema. Sì, non solo, sfortunata la numero 25, che però, come abbiamo detto, si è mostrata diverse volte pericolosa ed è sempre fondamentale per l'economia del gioco del Chievo. Ha grande qualità Pier, ha grande dinamismo, ha grande corsa, quindi è una giocatrice importante. 33esimo minuto, ancora 1-0 per il Chievo. Qui batte lungo il Vicenza, stop di petto ottimo di Basso. Pallone respinto, ancora Prost proprio verso Sara Tardini, dietro verso Chiara Mele. Rilancio alto a cercare Gelmetti che lotta, alla fine recupera un buon pallone. Tardini ancora prova a ragionare con Peretti, che in questa fase dell'incontro è ovunque. Sì, è più a costruire il gioco. Sì, viene molto incontro, quasi in posizione di trequartista, affiancando spesso Valentina Boni. Comunque anche Gelmetti ovunque. È vero, qui verticalizzazione di Tardini verso Valentina Boni, che punta l'avversario, un dribbling,
il cross basso, respinge la difesa, arriva Tardini, può calciare verso la porta, Tardini riesce a parare però Bianchi anche con l'aiuto di una deviazione. Lo dicevamo prima, si rende comunque sempre pericolosa Sala Tardini. È stato smorzato il tiro, Pier. Sì, infatti forse è stato un ausilio per il portiere del Vicenza. Qui intanto fallo probabilmente di Salaorni, quindi punizione dal centrocampo per, anzi oltre il centrocampo per il Vicenza. Qui direttamente dentro l'area Salaorni alla fine lascia per Martina Galloni che la prende e la fa sua. Martina Galloni che da quando è rientrata dal primo minuto dopo più di 6 mesi di stop alla fine ha giocato tutte le ultime 3 partite alla fine. Un recupero importante comunque, Pier, quello che è di Martina Galloni. Sì, una certezza soprattutto per quanto ha dimostrato anche in queste 3 partite in cui ad esempio col Tavagnacco mi viene in mente è stata decisiva, più che decisiva. Qui rimessa laterale per il Vicenza, viene incontro basso, lo scambio, il tiro verso la porta della numero 16 Ferrati, impreciso però, osserva Galloni. Vicenza che proviene dalla sconfitta interna con il Cesena, uno 0-1 molto pesante devo dire per l'obiettivo in comune alla fine fra le due squadre, salvezza. Proprio per questo il Vicenza, come dicevamo poc'anzi, è obbligato a vincere, anche perché in caso di vittoria del Chievo sarebbe distante 6 punti dalla formazione scaligera che diventerebbe inarrivabile anche per una questione di scontri diretti. A quel punto se la giocherebbe col Brescia se non vince con oggi l'Orobica. contro il no, l'Orobica però è giù pure in questo momento, Pier. Con il Però Brescia. ricordiamo che il Brescia ha una partita in meno. Sì, questo è contro il Como. E soprattutto oggi c'è, se non mi sbaglio, il Pontedera. Sì, sì. Insomma sono tante le squadre immischiate, anche lo stesso Cittadella. Anche la Roma. La Roma, non dimentichiamolo. Prossimo avversario del Chievo. Qui Peretti non riesce questa volta a trattenere palla. Ancora una lotta all'ultimo sangue fra Salaorni e Basso. Qui il lancio a innescare Gelmetti che in anticipo con un pallonetto proprio come a Perugia. Martina Gelmetti! 2-0 Chievo! Doppietta della numero 18 come a Perugia. Sceglie il pallonetto. Grandissimo gol, Pier. L'attacco alla profondità. L'attacco della profondità, Pier. Nel calcio avere una prima punta che ti attacca la profondità è fondamentale. Qui Gelmetti è stata freddissima e lo fa benissimo l'attaccante giallo-blu veronese, davvero bravissimo ogni volta nei movimenti, pescata da un ottimo lancio e poi davanti al portiere quando l'ha visto così fuori dai pali ha tirato fuori quella che ormai possiamo dire è una delle sue armi migliori, perché su 4 gol 2 su pallonetto, diverso rispetto a quello di Perugia che era arrivato con un tocco sotto. Qui invece ha sfruttato il palleggio del pallone per ingannare la numero 17 e mettere in rete. Quindi quando siamo al 38esimo minuto 2-0 per il Chievo, decisiva la doppietta di Gelmetti fino a qui. Qui Castrati punta a Pecchini, va sulla corsia sinistra, raddoppio di Salimbeni che gli strappa il pallone come suo solito e poi fa sbattere il pallone, la stessa sfera su Castrati, e quindi rimessa per il Chievo. Ottimo lavoro di Salimbeni che magari sembra meno appariscente delle sue compagne di reparto, però tanta corsa, tanta grinta, cercare sempre di strappare i palloni e rendersi utile tatticamente. Proprio Salimbeni che prova a mantenere questo pallone dietro verso Pecchini proprio per la woman of the match, diciamo così, fino a questo momento. Gelmetti
Fondamentale Pier. In questo momento è in una condizione di forma fantastica. Ma l'avevamo detto. Anche mentale forse. Sì, Perché sì, ma si è proprio sbloccata sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. perché quando sei in fiducia tutto alla fine fai tutto con una maggior serenità. Qui uno scontro, qui una manata fra Peretti e la numero 5 Menon, punita con una munizione qui colpita davvero in modo molto duro. Rachele Peretti qui a muso duro proprio con Menon. No, si trattava di Missiaggia, non Menon, chiedo scusa. Quindi 2 monete per il Vicenza, La Rocca e Missiaggia. Qui provano a chiarirsi ancora Peretti e Missiaggia, che hanno qualcosa da... hanno tanto da discutere. Quindi 2 ammonite per il Vicenza, nessuna per il Chievo, e punizione che batterà la solita Francesca Salaorni. Salaorni direttamente in area verso Gelmetti, allontana la difesa, alza un campanile Salimbeni, scusate. Qui lotta Pecchini con Castrati, ed è fallo della numero 13, bandiera giallo-blu. Certo che, come avevamo detto Giovanni, un inizio così era difficile iniziare meglio di così. L'approccio era stato positivo, subito Chievo pericoloso, poi una ventina di minuti in cui non era riuscito, come non era riuscito neanche il Vicenza, a rendersi propositivo in avanti, quantomeno negli ultimi 20 metri. Poi il gol di Gelmetti ha legittimato la maggior costruzione della formazione giallo-blu. Il raddoppio adesso certifica quello che abbiamo visto nei primi 40 minuti di gioco. Sì, possiamo dire che ora comunque il Chievo può anche giocare con molta più calma. Qui però Yeboah va via sulla corsia destra, il cross in mezzo, ci mette però il piede Tunoaia, lontano verso Peretti. Ancora contrasto Salimbeni, in profondità verso basso, Galloni però la fa sua. Mancano meno di 5 minuti più eventuale recupero che presumibilmente ci sarà per la fine della prima frazione di gioco fra Chievo Verona Women e Vicenza. Ricordiamo sempre il risultato sul 2-0 grazie alla doppietta di Martina Gelmetti. Sempre lei, Pier. Sempre lei. Qui Boni recupera un ottimo Ancora pallone. Gelmetti, Prova il tiro dalla distanza. C'era ancora Gelmetti, Pier. C'era ancora Gelmetti. Sì, si era proposta bene la numero 18. Qui però la fantasista, il numero 10, vede la preda e quindi prova a mordere dalla distanza. Tiro comunque potente, forse non angolatissimo, però ha impegnato il numero 17, portiere della Vicenza, Bianchi. Qui corner per il Chievo, il cross in mezzo, di testa può arrivare Salaorni, il pallone resta lì all'interno dell'area, il cross anche di Peretti, allontana il Vicenza. Valentina Boni in mezzo a 2, perde però in questa occasione palla Castrati, il lancio lungo verso Yeboah, ottima però la diagonale difensiva di Chiaramele che capisce tutto. Quindi riparte il Chievo da Tunoaia. Qui sbaglia però la verticalizzazione, ne approfitta Basso, lo scambio con la numero 8 Piovani sulla corsia di destra, ancora verso Basso, il cross in mezzo, sarà ancora calcio d'angolo, il terzo dell'incontro per la squadra vicentina. Al 43esimo minuto di gioco andrà a battere con il numero 8 Piovani. Chiama lo schema la numero 8 del Vicenza, il cross in mezzo all'interno dell'area, allontana Pecchini, sulla ribattuta ancora
Il tiro di Ferrati, la deviazione decisiva di Galloni sulla traversa. Quindi prima grande occasione anche per il Vicenza, ma si è fatta trovare pronta come sempre Martina Galloni. Ancora corner quindi per il Vicenza, che prova quantomeno a accorciare le distanze in questo finale di primo tempo. Il tiro della numero 24. Si trattava di Maddalena. Prima occasione, Pier. Prima Sì. occasione, Pier, per il Duplice, Vicenza. diciamo così, occasione per il Vicenza. Chiaramente la prima più pericolosa della seconda. Però se non ho visto male ci ha messo anche la mano Galloni, quindi è stata anzi sicuramente ha messo la mano, visto che si tratta di doppio corner. Possiamo dire meglio così per il Chievo, perché chiaramente sì. andare negli spogliatoi non è ancora finita, però andare negli spogliatoi con il risultato di 2-0 o di 2-1 anche a livello mentale cambia, e come. Pecchini, incursione verso Gelmetti, il velo di Gelmetti, può arrivare Valentina Boni, la finta di Valentina Rigore. Boni toccata duramente, e Calcio qui di l'arbitro rigore. non ha dubbi, calcio di rigore per il Chievo. Bellissimo il vero di Martina Gelmetti, che anche quando non tocca il pallone si rende protagonista. E qui è espulsione, attenzione, espulsione, Vicenza in 10, dovrebbe essere La Rocca. Dovrebbe trattarsi La Rocca, che si mette la maglietta sulla testa. Ovviamente dispiaciuta, La Rocca espulsa. Quindi calcio di rigore su cui va proprio colei che ha guadagnato questo penalty, Valentina Boni. Quindi Chievo che si trova 2-0 con un rigore da calciare E con La con un Rocca giocatore in espulso. più. Pronta dagli 11 metri Valentina Boni. Ultime indicazioni dell'arbitro, che invita Bianchi a stare sulla linea. Parte Valentina Boni, angolatissimo il tiro della numero 10 giallo-blu, che sale a 5 gol stagionali e poi si lascia andare nella sua solita esultanza, prende il pallone e la spazza via con tutta la forza verso il cielo per festeggiare un gol importantissimo. Chievo 3, Vicenza 0, quando mancano pochissimi secondi alla fine della prima frazione. Un gol importantissimo questo di Valentina Boni. Ricordiamolo che si è procurata il rigore appena battuto e trasformato, e ha procurato anche ha provocato l'espulsione della Rocca per il Vicenza. Quindi 3-0 per il Chievo, che ha anche una giocatrice in più, e proprio in questo momento l'arbitro manda tutti a prendere un tè freddo, visto la temperatura di oggi. Chievo 3, ricordiamo doppietta di Gelmetti, primo gol sull'assist di Peretti all'interno dell'area, secondo bellissimo ancora di pallonetto come a Perugia al 25esimo, e proprio sul finire del primo tempo Valentina Boni su calcio di rigore ha messo la ciliegina sulla torta di un primo Un'ipoteca, tempo. Pier, un'ipoteca. Sì, di un primo tempo come meglio non si poteva immaginare per la formazione giallo-blu, che era chiamata a un'altra risposta per l'obiettivo salvezza, e fin qui nei primi 45 minuti sicuramente l'ha data. Noi ci prendiamo 10 minuti di pausa e poi ritorniamo sempre qui, sempre in diretta su Avelia dallo stadio Aldo Olivieri per il secondo tempo di Chievo Verona Women Vicenza. Di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi i salumi formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottima frutta e verdura italiana. e se lui propone Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila A lei, preparate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet è sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi salumi e formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottima frutta e verdura italiana. e se lui propone Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila A lei, preparate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030.
Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. La bionda con i capelli là in fondo, dietro a quello col cravatta. Vedi? Quello che si appena messo. Adesso sono dritto, era Pablo. No, non mi cambiare il sole. Stringo un po'. Bentrovati in diretta dallo stadio Aldo Olivieri di Verona per Chievo Verona Women Vicenza. Ricordiamo il risultato sempre di 3-0 a favore delle ragazze giallo-blu, doppietta di Martina Gelmetti e poi sul finire del primo tempo rigore trasformato da Valentina Boni che ha provocato anche l'espulsione di La Rocca. Quindi sicuramente una ripresa che inizia con una serenità in più, sicuramente in modo favorevole per il Chievo. Comincia proprio in questo istante il secondo tempo di Chievo Verona Women Vicenza. Dicevamo, Giovanni, un Chievo che adesso forse può pensare anche un po' di gestire. Sì, potrebbe anche gestire, per esempio Pier, se non mi sbaglio c'è anche Salaorni diffidata, quindi magari più avanti si potrebbe anche pensare di toglierla. Può iniziare a gestire le forze sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale, anche perché il Vicenza ha un uomo in meno e 3 gol da recuperare, quindi per forza di cose si dovrà, possiamo dire, spingere in avanti, scoprendosi magari ai contropiedi. Anche se nel calcio, come dicevamo prima, nulla è scontato, bisogna comunque fare attenzione al Vicenza che proprio adesso ci prova con la battuta verso la porta. È bravissima però Galloni a mettere in corner. Dicevamo che il Vicenza ha 38 reti, con 38 reti è la terza miglior realizzatrice del campionato di Serie B, quindi è sicuramente un bottino offensivo, una potenzialità offensiva importante. Ancora da corner il Vicenza, di testa Castrati, la palla resta lì, allontana Salaorni, Salimbeni con calma, esce palla a piedi, allarga verso Prost, viene incontro Martina Gelmetti che lotta con Missiaggia, ancora Prost, palla che resta sulla corsia di destra, fa buona guardia Salaorni. Dicevamo il Vicenza sicuramente svantaggiato dall'avere una giocatrice in meno, però comunque è una compagine dalle qualità importanti, quindi il Chievo può gestire sempre però con le antenne dritte. A dimostrazione di ciò forse è anche il messaggio che ho voluto dare all'allenatore senza effettuare cambi. Fuori gioco Martina Gelmetti. Stavo aumentando il tono della voce perché comunque Gelmetti per l'ennesima volta è riuscita a divincolarsi dalla giocatrice, dalla diretta marcatrice, e quindi si era resa pericolosa. Tutto fermo però per la posizione irregolare della numero 18. Sempre decisivo. Sempre decisiva. L'ho detto in occasione della prima rete giallo-blu, probabilmente la donna della salvezza, diciamo così, perché Perugia e oggi l'assist a Dalla Giacomo contro il Como, che ha fatto partire la rimonta, e il rigore conquistato contro il Como, Pier. Ecco, quindi diciamo che ha messo lo zampino almeno facendo una somma così arbitraria su 6 punti della formazione 6 punti con oggi e Perugia, oggi ancora dobbiamo vedere. Anche contro il Como ha messo il suo zampino, Pier.
Sì, sicuramente una parabola ascendente quella della giocatrice che ha vissuto una prima parte di stagione sfortunata al Como, in cui non è praticamente mai scesa in campo a causa di problemi fisici, poi acquistata dal Chievo con fiducia, come dicevamo prima, e puntandosi su di lei, nonostante sia stata costretta a giocare poco, a stare fuori per il primo mese in maglia giallo-blu, anche un po' di più. Poi piano piano è entrata in condizione, ha cominciato a giocare per alcuni spezzoni di gara. Si è sbloccata e a poi Pomigliano. finalmente è tornata quella che conoscevamo. Si è sbloccato con un altro gol in zona Cesarini contro il Pomigliano, poi contro il Perugia, e oggi la doppietta. Qui recupero alto del Chievo, incursione di Tardini che lotta con la numero 16 Ferrati. Palla riconquistata verso Bianchi, che ha messo nel frattempo anche un cappellino visto il sole battente di oggi, questa domenica veronese. Calda, stranamente. Quindi dietro da Bianchi, che ha la particolarità di avere due guanti, ognuno di un colore diverso dall'altro, giallo e arancione fluo. L'avevo visto con le scarpette, sinceramente non l'avevo mai visto per quanto riguarda i guantoni da portiere. Rimessa laterale per il Chievo Verona Women, affidata a Mele. Chiaramente il Chievo adesso proverà, non ha fretta, Pier. Non ha fretta, può anche abbassare un attimo i ritmi, anche se devo dire che Chievo forse non è neanche abituato, non è la squadra abituata ad abbassare i ritmi, a gestire. E comunque, Pier, dobbiamo dire una cosa: il Vicenza, anche se in 10, è entrata in campo con personalità, cioè senza mettersi dietro, senza scoraggiarsi, ma prova ad andare avanti. Non hanno creato una sola occasione con Ferrati al 43esimo, però anche in 10 sono rientrati in campo probabilmente con la giusta mentalità. Qui fuori gioco comunque Pier di Yeboah. Sì, la mentalità sembra quella giusta della formazione, che sembra non aver subito un colpo comunque pesante del 3-0 e dell'espulsione. Invece in questi primissimi minuti il Vicenza sembra comunque, dal punto di vista si prepara dell'impegno, un cambio, Pier, se non mi sbaglio, per il Vicenza. Vediamo, finora nessun cambio da una parte e dall'altra. Vi recupera palla Tardini sulla destra, avanza ancora il numero 25, Gelmetti viene incontro, la sponda verso Valentina Boni, c'è Peretti, servita proprio in questo istante, può anche pensare al tiro, Peretti, svirgolato però il tiro della numero 7 giallo-blu, che era grande stata brava a azione, proporsi. Pier, grande azione. Scambio sicuramente di alto livello, quello del Chievo, ne abbiamo visti diversi per la fortuna. qualità fa sempre la differenza. Valentina Boni messa 20 metri più avanti, sicuramente è il suo ruolo, quello del trequartista, anche se ha fatto bene anche da mezzala, sì, dobbiamo dirlo, però i suoi piedi raffinati, attenzione ancora Gelmetti in mezzo a tre, una doppio cambio, serpentina. Pier, per il Vicenza che si prepara comunque. Qui Yeboah viene incontro, di tacco addirittura intercetta Valentina Boni, Salimbeni dietro verso Salaorni, Prost evita l'avversario con una buona giocata, sovrapposizione di Mele. Adesso è in fiducia il Chievo, non ha paura anche a tentare, a rischiare qualche giocata. E qui, come diceva il buon Sorbello, si prepara, no, dice di attendere l'arbitro, quindi viene incontro Gelmetti. Mele, pallone sporcato sulla sinistra, ancora Chiara Mele, si fa vedere Prost. Questa c'era volta il cambio però, Pier. È il momento del primo cambio, anzi un esce doppio basso, cambio. esce basso Pier ed entra Bauce. Fuori basso, dentro Bauce per il Vicenza. Vediamo chi si tratta, chi sarà ad esce uscire. Piovani E dentro la numero 12 Gobbato, quindi doppio cambio per il Vicenza. Quando siamo all'8° minuto di gioco, evidentemente non era soddisfatto della sua squadra in questi primi minuti. Tecnico Christian Dori. forse ha messo anche un difensore, Pier, con Bauce, facendo uscire ovviamente Basso, che era la prima punta. Sì, adesso dobbiamo vedere come si sono schierate di nuovo, vediamo sicuramente Yeboah come vertice alto, però mantiene le due punte tecnico Dori,
Qui Castrati, che nel frattempo ha cambiato posizione, mi sembra più verso il centro del campo, una posizione più avanzata. Qui recupero alto del Chievo, Gelmetti si propone Tardini, servita sulla corsa, qui sbaglia però il primo controllo, troppo lungo. Era un'ottima occasione per il Chievo e per Tardini di siglare il quarto gol. Riparte il Vicenza. Qui ancora un rimpallo che favorisce Tardini, che ha un'altra occasione, punta la difesa avversaria, il taglio di Peretti, servita sulla corsa, anticipata però dal movimento della numero 5 Menon. Qui in realtà sembra proprio Bauce a aver preso il posto di terminale offensivo di Basso ed affiancare Yeboah in attacco. Anche Castrati sembra una posizione, quella di ala comunque, non più di terzino come abbiamo visto nella prima frazione di gioco. Qui ancora il Chievo che ha spazio sulle corsie, fa correre Chiaramele, il taglio di Valentina Boni, servita sulla corsa, troppo lungo però la rifinitura. Adesso Pier, ogni occasione può essere pericolosa, perché il Vicenza in 10 contro 11 ha perso anche le distanze, almeno sembra. Sì, ci vuole anche, serve un po' di lucidità in più proprio in queste azioni in cui hai tanto spazio, sicuramente di più rispetto al primo tempo, grazie alla superiorità numerica e anche dalla voglia di accorciare il distacco del Vicenza. Serve un po' più di lucidità per fare il passaggio giusto con la calibrazione corretta, diciamo così, e provare a chiudere definitivamente una gara che comunque sembra in discesa per le giallo-blu. Qui proprio Bauce con le mani. Ovviamente Pier ci potrebbe essere anche il fattore stanchezza a incidere, perché comunque la giornata è calda. Il Chievo ha speso tanto nel primo tempo e anche il Vicenza comunque in 10 contro 11 spenderà molto, quindi il primo caldo di questa stagione potrebbe pesare. Qui intanto lotta in mezzo al campo Salimbeni, che devo dire rispetto a qualche mese fa, oltre alla solita guerra che fa in mezzo al campo, ha aggiunto anche serenità nel disimpegno, quindi è migliorata anche tecnicamente. È ancora giovane comunque, una classe 2000, giocatrice in prestito dall'Hellas Verona. Salaorni da dietro può impostare, si rifugia da Galloni che è precisa comunque con i piedi e serve Mele che ha un ottimo stop. Tardini evita l'avversaria che però rinviene sul pallone, rinviene però anche Tunoaia che si impegna per mantenere il pallone in gioco, non ci riesce. Ottima però la chiusura della numero 6 del Chievo. Yeboah si porta la palla fuori, quindi sarà ancora rimessa per il Chievo, affidata a Chiaramele quando siamo al 12° minuto di gioco. Ancora 3-0 per la compagine giallo-blu. Tardini viene incontro, attaccata, a sbattere il pallone su Yeboah, quindi ancora rimessa sempre nello stesso settore del campo. Ancora Tardini protegge di fisico, prova ad uscire dalla morsa di giocatrici del Vicenza. E ancora il Vicenza sulla corsia di destra, ottima giocata di Castrati, il dribbling, il tiro verso la porta in calcio d'angolo. Martina Galloni attentissima dopo l'ottimo dribbling di Edona Castrati. Abbiamo detto che nel primo tempo Pier, che era un po' un peccato vederla così arretrata. Invece adesso ha avanzato il suo raggio d'azione e ha dimostrato le sue qualità. Quindi corner, il primo della ripresa per il Vicenza. Il cross in mezzo all'interno dell'area, spazza Pecchini, corre Salimbeni che ha tanto spazio davanti a sé. Ancora lo strappo di Salimbeni, l'accelerazione e poi il lancio verso Gelmetti. Gelmetti a tu per tu col portiere. Gelmetti può piazzarla, Gelmetti! E si porta il pallone a casa, Martina Gelmetti. 1, 2 e 3. Chievo 4, Vicenza 0.
La firma ancora una volta, sempre lei, lo abbiamo detto, la donna probabilmente della salvezza del Chievo, facendo tutti gli scongiuri, è proprio Martina Gelmetti. Sì, Pier, un gol importantissimo. Intanto si porta il pallone a casa e poi la metti che sul 4-0 e toglie ogni velleità al Vicenza che stava provando a uscire fuori, ma gran palla che di Salimbeni, bravo Gelmetti che la piazza portandoci sul 4-0. Quinto gol stagionale per Martina Gelmetti, che ha giocato praticamente solo la seconda parte del campionato e fin qui ha realizzato 5 gol, 3 in una sola partita, quella odierna. 4 gol, ottime giocate, spettacolo da parte del Chievo che sta vincendo ma anche convincendo, sulle ali dell'entusiasmo, affidandosi a Martina Gelmetti. Qui ancora Martina Gelmetti che chiede palla, forse vuole anche il poker. Sbaglia in questa occasione però Sara Tardini. Ancora lotta al centrocampo, mette il piedone Pecchini, si impegna ancora Salimbeni per tenerla in campo, non ci riesce. Qui intanto possiamo cominciare a pensare, a presupporre anche di un probabile turnover. Sì, rotazione in vista della prossima sfida, direi abbastanza delicata contro la Roma, perché se tutto va bene, ripeto, facendo gli scongiuri del caso, Chievo ha portato a casa 3 punti che impediscono al Vicenza di raggiungerlo, perché ricordiamo il Chievo andrebbe a 6 punti in più rispetto alla formazione biancorossa vicentina, quindi raggiungibile anche per scontri diretti. Quindi a quel punto ci sarebbe da sistemare. Attenzione, Salaorni era diffidata probabilmente, Pier. Appunto, probabilmente era diffidata, Pier. Non me lo ricordo, ma probabilmente sì. Controlleremo grazie anche all'aiuto del coordinamento tecnico. Però sicuramente sul 4-0 con un giocatore in più, con una giocatrice in più, un'ammonizione non è sicuramente una buona notizia. Evitabile sicuramente in questo momento del match. Forse non ha avuto neanche il tempo l'allenatore in secondo Salgarolo per ragionare sui cambi, visto che abbiamo raccontato proprio un minuto fa il gol di Martina Gelmetti. Qui la conclusione direttamente verso la porta deviata sulla traversa di Martina Galloni, che fa l'ennesimo intervento utile. Maddalena probabilmente, Piero ha provato. Era la numero 24 Maddalena, che da posizione davvero lontana rispetto alla porta difesa da Galloni seconda traversa a sorpresa. Quindi seconda traversa per il Vicenza e 2 traverse su 2. Comunque su 2 traverse su 2 c'è lo zampino di Martina Galloni, che ancora una volta ha deviato sulla parte alta del montante. Quindi brivido per il Chievo quando abbiamo superato il quarto d'ora. Risultato però fa stare tranquilli. 4-0, ricordiamolo. Tripletta di Martina Gelmetti e gol di rigore di Valentina Boni. Gelmetti che con questo gol diventa la seconda miglior realizzatrice del Chievo. La prima è Stefania Dalla Giacomo e raggiunge 5 gol a quota 5 Rachele Peretti. Non male per una giocatrice che ha cominciato appunto con la maglia giallo-blu a metà stagione inoltrata. Tunoia recupera palla, viene incontro Peretti. Tardini dietro verso Salaorni. Mele è libera, Peretti servita. Ancora verso Gelmetti che può puntare la porta. Il tiro di Gelmetti, la palla resta lì, a un'altra occasione. Sulla respinta però arriva la difesa del Vicenza. Altra opportunità per il Chievo di rendere ancora più rotondo questo risultato. Mele vuole ancora pungere il Chievo con Peretti. Il cross in mezzo, la deviazione di Gelmetti. Palla fra le mani di Bianchi che fa partire subito l'azione del Vicenza. Ferrati. Salimbeni ancora con l'ennesimo tackle
in estirada con cui evita sul nascere lo sviluppo dell'azione vicentina. Davvero fra le migliori in campo Salimbeni, nonostante non figuri nel tabellino, ma lei, come abbiamo detto, ha un altro tipo di mansione che fa benissimo, come lo fa benissimo Prost, che qui danza in mezzo al campo. Beh, Pier facendo un paragone, Gattuso, e se ti ricordi, un giocatore che magari non si vedeva nei tabellini, però aiutava la squadra recuperando palloni, alla fine correndo su tutto. Cioè, questi giocatori servono alla fine. Non figurava nel tabellino, ma era decisivo per il tabellino, nel senso che alla fine poi una vittoria, una sconfitta dipendeva anche dalle sue dai suoi tagli, dalle sue coperture e soprattutto dalla sua grinta. Alla fine sono giocatori che non si vedono, ma alla fine sono decisivi per l'equilibrio di una squadra e quindi anche sui punti di una squadra. Qui Tardini recupera palla, ancora l'ennesimo contropiede del Chievo, 3 contro 3, anzi 4 contro 3. Peretti corre verso la porta, Peretti posizione regolare, il cross in mezzo verso Gelmetti che però è anticipata, anzi è stata lei a tirare, disturbata sicuramente dalla giocatrice del Vicenza, e qui il Chievo va un po' sul velluto in ogni contropiede che trova spazio, addirittura era un 4 contro 3. Dobbiamo dire che è stata generosa però Rachele Peretti, che oggi non ha ancora trovato il gol, ha trovato l'assist, però non ci ha pensato un attimo a servire la compagna meglio posizionata anche nel corso di un 4-0 con una giocatrice in meno. Sicuramente è un buon segnale dell'aria che si respira nell'ultimo mese, nell'ultimo periodo al Chievo, un periodo pieno di vittorie. Sarebbe la terza questa consecutiva, come non è mai accaduto nel corso di questo campionato di Serie B. Ancora Tardini, ennesimo pallone recuperato. Pier, comunque possiamo dire una cosa, che vincere ti aiuta a sbloccarti che dal punto di vista mentale. Quindi una squadra che vince è molto più tranquilla, riesce a fare un gioco diverso e questo aiuta, Pier. Vincere aiuta a vincere, si dice, no? Sicuramente. E speriamo possa essere ancora così per queste ultime due partite molto importanti per il Chievo, che farà visita alla Roma e poi chiuderà contro il Pontedera dentro casa, in una partita che all'andata, che se ti ricordi Pier, col Pontedera fu stregata. Eh sì, proprio la partita contro il Pontedera sarà l'ultima trasmessa qui in diretta su Facebook del Chievo Verona Women. Su Avelia, attenzione, Valentina Boni a tu per tu col portiere, un pallonetto fenomenale di Valentina Boni che col tocco sotto chiude definitivamente la partita. Chievo 5, Vicenza 0. Sono ancora tanti minuti da giocare, ma qui, grazie alla tripletta di Martina Gelmetti e alla doppietta di Valentina Boni, possiamo dire che la partita è davvero chiusa. Sì, un grandissimo gol per un pallonetto praticamente perfetto, mentre intanto esce Peretti, entra Gaia Di Stefano. Primo cambio per la formazione giallo-blu. Siamo arrivati al 66esimo, meritata, Pier. diciamo così, standing ovation, anche se alla fine purtroppo non c'è pubblico, quindi non può essere lo stesso, non può essere quella che merita, quello che merita. Quindi doppio cambio, perché entra anche Diana Mascanzoni che prende il posto di Prost. Mascanzoni Prost, Pier, anche? Sì, sì. Quindi Valentina Boni scala a centrocampo? Non lo so, perché in questo momento vedo più un 4-4-2 con Mascanzoni e Di Stefano sulle fasce, Gelmetti che ha proprio adesso il pallone e Valentina Boni in avanti. Quindi cambia qualcosa anche dal punto di vista tattico il Chievo. 5-0, ricordiamo il risultato dello stadio Olivieri, quando siamo al 23esimo, mancano 22 minuti più eventuale recupero. Il Chievo intanto non ha alcuna voglia di gestire e di addormentarsi, proprio per regalarci per fortuna altre emozioni e speriamo anche altri gol, come è giusto che sia secondo me, perché alla fine è anche un modo per onorare l'avversario, mettercela tutta
e dare il massimo dell'impegno per tutti i 90 minuti, a prescindere dal risultato parziale. Sì, Pier, questo sì, ovviamente. Stavamo dicendo che il Chievo forse poteva anche gestirla in questo momento. Mi sa che non vogliono gestirla. Meglio per noi, come stavo dicendo, per noi che seguiamo dal vivo la partita, e per voi che seguite con tanto affetto e attenzione da casa. Qui prova a correre Di Stefano, entra in aria Gaia Di Stefano, prova il tiro, debole però la conclusione della numero 19, che ha provato a togliersi anche la soddisfazione della marcatura appena entrata in campo. Qui recupera l'ennesimo pallone Salimbeni, che a questo punto mi sa che è una delle indiziate, dimmelo tu Giovanni, per la palma di migliore in campo, anche se poi se ti trovi degli attaccanti che fanno una tripletta, una doppietta, diventa un po' difficile. Però sicuramente Salimbeni ha fatto un'ottima partita, come alla fine è stata realizzata da tutta la compagine giallo-blu in ogni settore del campo. Alla fine quando racconti un 5-0 difficilmente qualcuno non ha giocato al meglio. Gelmetti qui premia l'incursione di Di Stefano, che entra in area, il cross in mezzo, buca e poi Mascanzoni! 6-0! Diana Mascanzoni porta il risultato su uno score tennistico a questo punto. Chievo 6, Vicenza 0. Si diverte il Chievo a far divertire anche noi in questa meravigliosa domenica di maggio e in questo derby che a questo punto è tutto nelle mani della formazione di casa. Sì, Pier, un gol semplice, però diciamo che è importante anche segnare, perché comunque anche Mascanzoni ha vissuto una stagione abbastanza complicata, e questo gol per lei può essere fondamentale a livello mentale. È vero, ha avuto anche dei problemi fisici, all'inizio giocava un po' di più, adesso ha cambiato anche spesso ruolo, ha accettato anche un ruolo a volte anche da comprimaria, però si è sempre allenata con grande professionalità, si è sempre fatta trovare pronta, e questa è la gratificazione sicuramente più importante e migliore per lei, che meritava questo sigillo che mancava addirittura dalla doppietta realizzata contro il Brescia nel girone d'andata. Qui un'ottima giocata del Vicenza, Yeboah fuori gioco però, liberata dal tacco di una compagna. Yeboah era però in posizione irregolare. Diciamo che Pier, il Vicenza ci ha provato appena che è calato fisicamente. Per l'espulsione di La Rocca non c'è stata più partita, no? Sì, anche se diciamo è tornata in campo non con un atteggiamento dimesso, ma con l'atteggiamento di una formazione che, seppur consapevole di una situazione difficilissima, però voleva comunque provare a fare qualcosa, anche perché, diciamocelo, anche un eventuale pareggio non sarebbe servito quasi a nulla alla formazione vicentina, che si trova nella posizione di classifica molto difficile, già terzultima prima di questa gara, e quindi ha rischiato tutto anche con logica e ha continuato a tenere due attaccanti in campo nonostante l'inferiorità. Qui il Chievo ovviamente è stato lucido e anche, come dire, spregiudicato, cattivo nel sfruttare le ovvie praterie che avrebbe lasciato il Vicenza con la giocatrice in meno e con quel risultato sotto. Quindi 3 gol nel primo tempo, 3 gol nella ripresa. Ovviamente i 3 gol della ripresa sono stati realizzati con un po' più di facilità, ma comunque fa capire che il Chievo non ha staccato neanche per un secondo le antenne, e qui lo dimostra anche Di Stefano, che è entrato in campo con una cattiveria di quella che non guarda il risultato, ma mette tutta la determinazione possibile per renderlo più rotondo. Qui ancora 2 cambi per il Chievo. Esce Mele, entra Martani 72, anzi 73. Entrerà anche Stella Botti, se non vedo male, o Bertolotti. Vediamo. No, si tratta di Carleschi per Tunoaia, posto di Tunoaia, che merita anche lei
una standing ovation che purtroppo, ripetiamo, non c'è per l'assenza di pubblico, che speriamo possa tornare presto. Però veramente ennesima prova di buon livello di Tunoaia. Qui avanti il Chievo proprio con la nuova entrata Martani. Controlla però la difesa del Vicenza. Vicenza che si prepara a un altro doppio cambio quando ci avviciniamo alla mezz'ora della ripresa. Sempre risultato di 6-0 per il Chievo in questo derby veneto. Diciamo che Pier sono tornati, lo dico con fra virgolette, i soliti vecchi problemi che del Chievo, cioè che quando vince che con più gol in questa partita. Sì, che aumenta possibilmente il rimpianto, viste le capacità mostrate in questa ultima fase della stagione, perché ha quasi sempre, ha spesso, diciamo così, vinto in maniera larga. Arriva al cambio, Pier esce la numero 6 probabilmente ed entra la numero 33. Quindi esce Sossella e poi esce 24 e entra 11. Quindi entra Fasoli e Dal Bianco. Entrano Fasoli e Dal Bianco al posto di Sossella. Avevi detto, Giovanni? Perché ci siamo persi il cambio. 24, quindi Maddalena. Quindi escono Maddalena e Sossella. Entrano Dal Bianco e Fasoli quando siamo alla mezz'ora della ripresa. Comunque Pier, possiamo dire che i gol che non sono stati realizzati all'andata, dopo un grandissimo dominio, sono stati realizzati oggi. È vero, perché all'andata aveva creato tantissime occasioni il Chievo, purtroppo è riuscito a trasformarne solo 2, poi rimontato nella ripresa. Qui invece ha ottenuto il massimo del bottino, una percentuale realizzativa altissima, quella vista oggi con Tardini che ci prova addirittura dalla grandissima distanza, troppo debole. Possiamo quasi dire, Pier, game set match, anche se ancora manca un quarto d'ora. Sì, finora un 6-0 netto, risultato tennistico come dicevo prima. Intanto vedo Mascanzoni che è tornata a fare il terzino. Ecco, che anche all'interno della stessa gara, anche se entra dopo, continua a fare più ruoli. Qui lanciata Martani che ha un buon controllo, evita l'avversaria, rinviene però su di lei. Il Chievo, Pier, sembra con un 4-2-3-1 comunque. Con Valentina Boni dietro che le punte. La punta di Stefano che Martani larghe e Gelmetti strepitosa oggi primo punto. Gelmetti che oggi poteva fare meglio, diciamo così. Forse ecco, Pier, Gelmetti non va messa neanche nel novero delle migliori in campo, perché ha fatto una partita a parte. Ecco. Qui ancora recupera palla Tardini, Salaorni verso Valentina Boni, si propone addirittura in avanti Salaorni che vuole segnare anche lei. Qui cambia tutto verso Di Stefano che però non può arrivare. Anzi, Pier, ti dico che è una cosa che su Gelmetti, secondo me voleva che l'intervista, dopo, visto che a Perugia che non era stato possibile, quindi ne voleva che l'intervista oggi. Quindi intanto si prepara secondo me il Chievo all'ultimo cambio, il quinto. Zanoni? No, sì. Sai che la distanza non mi aiuta, neanche la miopia, però ho un dubbio fra Bertolotti e Zanoni. Vediamo. Sì. Qui intercetta Salaorni che si propone in avanti, ha tanto spazio il Chievo. Gelmetti sulla corsa può servire Martani che si invola verso la porta. Martani, il tiro di Martani al lato però. Qui un'altra ottima azione del Chievo. C'è il cambio? Ah no, il pallone manca. Sì, comunque si dovrebbe... Che mister Salgarollo con un lancio direi abbastanza censurabile. Sì, dai, giustifichiamolo con le scarpe, con i mocassini, quindi però diciamo che il suo ruolo l'ha fatto bene finora, perché ha diretto bene la sua squadra verso un risultato molto rotondo. Comunque da quello che vedo dovrebbe trattarsi di Zanoni e non Bertolotti, vedremo. Entrerà proprio fra pochi secondi. E chi fa uscire secondo te dalla standing ovation a Martina Gelmetti? È difficile perché io farei rifiatare anche Salimbeni che ha corso un po'.
o anche Valentina Boni, gli levi qualche minuto. Vediamo, vediamo. Quindi entra con il numero 21 Tardini invece. Tardini, beh, anche lei ha corso tantissimo. Quinto cambio per il Chievo che, come era lecito aspettarsi, sfrutta tutti e 5 i cambi per dare fiato. E soprattutto fa giocare anche giocatrici che hanno giocato meno, un po' come Martani, un po' come Carleschi. Sì, la stessa Zanoni, se non sbaglio, finora ha ottenuto solo 2 presenze. Contro l'Empoli, una se non mi sbaglio. Una in Coppa Italia, sì. Quindi è sicuramente un incentivo per lei, che comunque si è allenata sempre bene. Tocca il primo pallone Zanoni, qui recupera palla il Vicenza che si propone in avanti, mette il corpo Salaorni, Castrati prende il tiro, lo fa partire, controlla però con tranquillità Galloni. Comunque Pier, ci rimarrà un dubbio di vedere Castrati fin dal primo minuto in una posizione più avanzata, E purtroppo l'abbiamo anche visto all'andata. Doppietta proprio. Con la doppietta della numero 10 del Vicenza, che ha iniziato questa gara invece in posizione di terzino sinistro. Proprio Castrati a vincere un contrasto, e poi il tiro velleitario della numero 11 dal bianco verso la porta, quando mancano poco più di 10 minuti, più un recupero che presumibilmente non ci sarà visto il risultato di questo Chievo Verona Women Vicenza. 6-0 allo stadio Olivieri, con Gelmetti che porterà il pallone a casa. Qui in Mascanzoni, ottima verticalizzazione per far correre Di Stefano. C'è Gelmetti sola, fuori gioco. Fuori gioco. Addirittura c'era Gelmetti e Martani solissime. Di Stefano aveva comunque voluto tirare in porta. Sì, Di Stefano è entrata con la cattiveria giusta. Poi sul suo 6-0 secondo me un po' di sano egoismo, diciamo così, va pure concesso. Viene incontro Yeboah, non ha un controllo felice, probabilmente era fallo, l'arbitro non lo sanziona. Resta a terra Gelmetti nell'altra metà campo, quella del Vicenza. Mentre intanto Pier, scusa se ti disturbo, Salaorni era diffidata a quanto pare. Aveva preso l'ammonizione contro la Roma ed era entrata con la quarta sanzione e in diffida, se non sbaglio. Quindi per Roma ci sarà un'assenza importante se fosse confermato. Quindi per Roma c'è da decidere chi mettere al fianco di Tunoaia, visto che Zanoletti è infortunata. Potrebbe essere l'ora del secondo esordio giallo-blu, diciamo così. Intanto Yeboah fuori gioco. È fuori gioco però netto. Comunque brava Carleschi a recuperare. Sì, forse anche che per questo ha messo che Carleschi, per far prendere qualche minuto. Ecco, potrebbe essere Carleschi, o ci potrebbe essere, diciamo così, il secondo esordio di Giulia Cagliari, che dopo mesi di assenza è tornata. Non gioca da metà ottobre, dalla gara col Pomigliano. È tornata, oggi è per la prima volta in panchina. Una giocatrice che può ricoprire il ruolo di terzino sinistro, ma anche di difensore centrale. Quindi staremo a vedere se lo staff tecnico del Chievo deciderà di dare fiducia a Carleschi o di puntare tutto su Giulia Cagliari. Una scelta complicata. Diciamo che se ci fosse stata Zanoletti non ci sarebbe stato nemmeno da parlare. Sì, non per il valore della giocatrice, perché quello di Cagliari è sicuramente alto, ma perché e anche c'è da vedere la Carleschi, condizione. attenzione perché qui Gelmetti è partita in posizione regolare. Gelmetti si invola verso la porta dopo il passaggio di esterno di Boni. Cross in mezzo e qui ci mette il piede Menon. Comunque sì, Pier, stavamo che dicendo che Zanoletti sappiamo che ovviamente purtroppo non è disponibile. Purtroppo non è disponibile, però comunque sia Cagliari che Carleschi danno garanzie dal punto di vista difensivo. Qui Yeboah è regolare. Yeboah verso la porta, Yeboah tu per tu con Galloni, il tiro è 6-1. Accorcia le distanze, quando meno il gol della bandiera per il Vicenza. 13° sigillo in campionato di Yeboah. Che si è fatto anche male? Sì, perché ha anticipato Galloni in uscita, però realizza il 13° gol stagionale, diventa la seconda dietro all'irraggiungibile
Martin della Lazio. Grande che grande giocatrice di un altro livello, diciamo, esperienza, qualità, che se non sbaglio a quota 23 gol, insomma anche i dati certificano la sua qualità, però diciamo fra le umane è la seconda Yeboah, che realizza il suo 13° gol stagionale, sicuramente una giocatrice molto interessante. Quindi accorcia le distanze il Vicenza in questo derby veneto, 6-1 per il Chievo fin qui. Intanto mezzo al campo Boni aveva fermato il gioco, però l'arbitro, perché è stato colpito se non ho visto male, quindi gioco fermo, arbitro che restituirà il pallone al Chievo che era in possesso della sfera. 39° minuto, manca pochissimo al fischio finale che presumibilmente non prevederà minuti di recupero. Però stavamo dimenticando, Giovanni, anche un'altra soluzione, che è quella di Pecchini, centrale, vero? Che ha giocato come difensore centrale. Poi c'è da capire chi mettere come terzino destro, anche se alla fine Mascanzoni lo sa fare bene, ha giocato più a sinistra, ma sfrutta molto, cioè, il suo piede del destro. Qui ancora lanciata verso la porta di Stefano, il tiro in porta di Di Stefano, che non ci pensa un attimo a guardare all'interno dell'area, vuole il gol, Pier. C'è un cambio, esce la numero 7, quindi esce per il Vicenza Yeboah. Quinto ed cambio. Entra la numero 3, Broccoli. Forse l'ha voluta risparmiare anche per evitarle. Sì, a questo punto pensa alla prossima partita il tecnico Dori, visto il risultato. Solo dopo però aver permesso alla numero 7 di realizzare l'ennesimo gol di questa stagione, positiva per lei nonostante la posizione di classifica della sua squadra. Qui Martani solo per un attimo, si va avanti il Vicenza proprio con la nuova entrata Broccoli, che aveva suggerito la verticalizzazione. Broccoli viene incontro, lotta con Carleschi. Comunque Pier, a questo punto possiamo dire che il risultato è acquisito e il Chievo si è sbloccato sotto tutti i punti di vista. E a questo punto quanto diventa importante il gol realizzato da Martina Gelmetti al 95esimo a Perugia? Secondo me è decisivo. Può diventare decisivo. Decisivo, perché a prescindere dal risultato di domenica prossima con la Roma, il Chievo è padrone del suo destino, in più, e quindi poi saresti obbligato a vincere col Pontedera, però appunto come dici tu sei assolutamente padrone del tuo destino. E forse, Pier, aumentano i rimpianti per la partita d'andata con il Vicenza, per la partita d'andata con il Pontedera, per la partita con il Cesena, dove eri addirittura sopra di un uomo. Vincendo queste gare non si sarebbe parlato che di salvezza, forse. Guarda, in tutta sincerità, secondo me il Chievo merita molto di più di quello che esprime la classifica. Sicuramente avrebbe meritato una posizione molto più nobile. Poi non so, adesso Di Stefano in mezzo verso Boni, nulla di fatto. Non so quanto avrebbe potuto lottare per la promozione, perché Pomigliano e Lazio sono superiori. No, anzi, non so, perché alla fine il Pomigliano è andato a vincere 4-1 sul campo del Pomigliano. 3-1, scusami, sul campo del Pomigliano, vuol dire che forse la squadra veramente superiore era la Lazio. E la Lazio col Pomigliano te la sei giocata facendoci 4 punti. Però guardando anche la classifica, Pomigliano e Lazio sono un po' più staccate rispetto alle altre. Ecco, secondo me poteva classificarsi quanto a valori 1 o 2 posizioni più in giù. Sì, ripeto, mancano quei 5 punti, Pier. Mancano quei 5 punti di Vicenza e Pomigliano all'andata. Saresti stato, se non mi sbaglio, con la vittoria di oggi a 38 punti. A 38 punti saresti già abbastanza salvo. Se non sbaglio sono gli stessi che il Ravenna, terzo in classifica. Quindi sì, salvo sicuramente.
difficilmente avresti raggiunto il secondo posto, perché parliamo di una Lazio. Sì, di una Lazio che comunque è avanti e comunque ha dei valori sicuramente superiori, alti. Però anche perché comunque la Lazio è stata forse la squadra che più ha messo in difficoltà il Chievo. Sì, però vediamola così, cioè alla fine ci stiamo divertendo. Sì. Questo è sicuro, perché sono delle gare fino all'ultimo importanti, decisive. Non sono sicuramente gare in cui si sonnecchia, e l'abbiamo dimostrato, e lo hanno dimostrato le ragazze anche oggi con questo 6-1 importantissimo. Qui Carleschi, che non bada al caso allo stile, va duramente ma correttamente sul pallone. Il Vicenza comunque Pier ci prova fino alla fine. Sicuramente da lodare lo spirito della formazione biancorossa, che trova proprio in questa occasione il gol con Castrati che di testa accorcia le distanze. 6-2 per il Chievo, gol realizzato per la formazione ospite da Castrati. Sì, dovrebbe essere Castrati, se non ho visto male, perché di testa qui forse è un po' disattento il Chievo visto il risultato. Come dicevi tu, è incommiabile lo spirito del Vicenza, che non si è mai fermato. Nel senso, ha concesso il quarto, il quinto gol, però non ha mai smesso di credere, se non nel risultato che era quasi impossibile da riacciuffare, il risultato compromesso, però comunque nella possibilità di far male al Chievo, di giocarsi la sua partita e comunque non lasciare nulla di intentato. Quindi nonostante il risultato, davvero complimenti, quantomeno dal punto di vista dello spirito, a queste ragazze che non hanno mai mollato. Però oggi sicuramente il Chievo è stato superiore su tutti i punti di vista, e quindi diciamo l'ha chiusa nel primo tempo, perché il 3-0 nel primo tempo con la giocatrice in più ha di fatto delegittimato una vittoria già scritta. Sì, Pier, comunque ripeto ancora, tanto sono 3 minuti, quindi il Vicenza che poteva anche non darli comunque. Evidentemente, come succede in questi casi, l'arbitro ha chiesto alla panchina del Vicenza la possibilità o meno di dare il recupero, però visto anche la rete del 6-2, il Vicenza ha optato per far continuare la partita, allungarla per altri 3 minuti, che sono già iniziati da una trentina di secondi. Questa volta è rimessa per il Chievo, ottimo lavoro di Mascanzoni lungo la corsia sinistra. Qui la sponda di Gelmetti, l'1-2 con Valentina Boni. Gelmetti evita un'avversaria, e qui secondo me c'era un fallo grande quanto non so cosa, però l'arbitro forse è stato anche magnanimo, visto il risultato, visto il minuto. Sì, fra l'altro poteva anche non dare il recupero, perché era una chiara occasione da gol in caso di fallo. Ancora il Vicenza con Broccoli sulla corsia di destra. Castrati 1-2, ancora Castrati, limite dell'area Ferrati, capisce tutto però Pecchini. Ancora Valentina Boni a lottare questo contrasto, a vincerlo, poi di esterno verso Salaorni. No, si tratta di Zanoni. Gelmetti, ancora Valentina Boni, c'è tanto spazio sulla corsia di destra. Il movimento di Gelmetti che vuole ancora bucare la difesa del Vicenza. Entra in area Gelmetti e conquista un calcio d'angolo di Chievo, che probabilmente chiuderà la gara in attacco, e anche questo è un ottimo segnale. Un Chievo che non si è assolutamente mai accontentato del risultato parziale di questo secondo tempo, che l'ha visto sempre largamente in controllo, ma ha continuato ad attaccare. Lo fa ancora con Gelmetti che prova la conclusione, ribattuta. Mancano circa 40 secondi, Pier, comunque. Pecchini con le mani dietro da Valentina Boni. Qui con calma il Chievo fa girare palla saggiamente.
Salaorni ancora verso Galloni, scambio con la numero 23. Mascanzoni, il velo, e ancora rimessa laterale per il Chievo. Di Stefano vuole lanciarsi ancora verso la porta, perde però palla. Ancora Zaloni e l'arbitro dice che può bastare così. Game, set and match, verrebbe da dire. Chievo Verona Women. Il risultato qui allo stadio Aldo Olivieri di Verona definitivo è di 6-2 per la compagine giallo-blu, che vince il derby veneto e fa un passo enorme verso l'obiettivo salvezza, di fatto escludendo, estromettendo quasi dalla lotta il Vicenza, e ripeto facendo un passo da gigante verso l'obiettivo salvezza. Il Chievo ci ha fatto divertire. 6 gol, diciamo ancora complimenti al Vicenza, quantomeno dal punto di vista dello spirito, non si è mai arreso. E qui voglio raccontare una bella scena di sport, perché vediamo le ragazze vicentine giustamente dispiaciute, disperate, e quelle del Chievo che vanno a consolare le proprie colleghe. Sicuramente ce l'hanno messa tutta anche oggi, e quindi davvero complimenti dal punto di vista dello spirito. Però oggi, diciamola tutta, c'è stata solo una squadra superiore, e questa è stata il Chievo Verona Women. Ricordiamolo, tripletta di Martina Gelmetti, doppietta di Valentina Boni, uno sul rigore e poi con uno splendido pallonetto, e poi il sigillo finale di Diana Mascanzoni, che è subentrata, si è fatta trovare subito pronta per rendere questo match ancora più netto, con il risultato tennistico di 6-2. Cosa dire, Giovanni? Cosa dire? È una vittoria fondamentale, Pier. È una vittoria fondamentale che regala 3 punti importantissimi. Adesso si va a Roma, dove potreste avere il primo match point per la salvezza. Potrebbe bastare un pareggio. Sì, potrebbe bastare un pareggio, ma sempre meglio vincere. Va bene così, Pier, va bene così. Oggi abbiamo vinto 6-2, abbiamo conquistato 3 punti importanti. Brava Gelmetti, che possiamo dire è la migliore in campo oggi. Ecco, volevo chiedertelo, l'ho anticipato tu. Gelmetti sicuramente migliore in campo, sicuramente porterà via quel pallone che vediamo un po' vagante all'interno del campo. Diciamo che è stata la migliore in campo per distacco, visto la tripletta. Poi io sottolineerei anche l'ottima prova di Lucrezia Salimbeni, non so se siete d'accordo con me. Sì. E poi chiaramente Valentina Boni, la conosciamo, ci ha messo il suo zampino. Sì, come sempre, ovviamente. Ecco, vediamo festeggiare le ragazze giallo-blu. Ecco, cerchiamo di decifrare un po' il coro con difficoltà. Sicuramente un coro festoso di chi ha la consapevolezza di aver raggiunto un risultato importantissimo e di essere proprio a un passo dalla meta. Ricordiamolo, fra una settimana il Chievo andrà a Roma per sfidare la Roma Calcio femminile in una gara a questo punto decisiva per l'obiettivo salvezza. Ricordiamo che all'andata finì per 1-0 con gol di Valentina Boni, con la Roma che ha preso una traversa al 91esimo con Anna Maria Martinez. E anche quelli, sì, Anna Lucia Martinez, anche quelli 2 punti decisivi. Quindi fra 7 giorni il Chievo tornerà in campo, questa volta in trasferta contro la Roma. Poi invece fra 15 giorni saremo in diretta sempre qui dallo stadio Aldo Olivieri, grazie al supporto di Avelia HD, per raccontare l'ultima giornata, l'ultimissima di campionato fra Chievo Verona Women e Pontedera. Dallo stadio Aldo Olivieri è tutto. Ricordo il risultato: Chievo Verona Women 6, Vicenza 2, reti per il Chievo realizzate da Martina Gelmetti, autrice di una tripletta, Valentina Boni con la doppietta, il sigillo finale di Mascanzoni, per il Vicenza la doppietta di Edona Castrati. È tutto da Pierluca Loporto e Giovanni Sorbello. Un cordiale saluto e una buona domenica. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming.
Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi i salumi formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottima frutta e verdura italiana. e se lui propone Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila A lei, preparate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.